L'Atletico 2000 di mister Gianluca Valerio è l'unica squadra ancora imbattuta in Under 17 Elite. I ragazzi del Catena infatti hanno conquistato nelle prime 10 giornate ben 7 vittorie e 3 pareggi, dimostrandosi peraltro una squadra camaleontica, capace sia di essere ben compatta dietro e pericolosa nelle ripartenze, che di proporre un calcio offensivo. Tatticamente si dispongono con un 3-4-1-2, difesa molto strutturata fisicamente, ma tanta qualità e fisicità anche nel reparto offensivo. Sono letali peraltro i ragazzi in biancorosso sulle palle inattive, sia su punizioni e corner, ma anche sulle rimesse laterali, grazie a degli esterni dotati di una lunghissima gittata. Tra i protagonisti troviamo Mauro Remolo, attaccante proveniente dal Città di Anagni, con cui peraltro giocava da sottoetà in Under 17 già lo scorso anno. Abbina un grande uso del fisico ad un grande fiuto del gol, sempre freddo sotto porta, si muove benissimo su tutto il fronte offensivo. 6 le reti segnate finora dal numero 9. Insieme a lui è arrivato dal Città di Anagni Tommaso Fenicchia, difensore roccioso a cui piace giocare d'anticipo, che vanta peraltro già una chiamata con la rappresentativa Under 17 di mister Iannone. Proprio come Remolo ha messo già a referto 6 reti in questo inizio di campionato, infatti si occupa spesso lui della battuta dei calci di punizione o dei calci di rigore, esattamente come il numero 9. Conosce molto bene la categoria Under 17 perché ci giocava lo scorso anno da sottoetà e sono stati proprio Romolo e Fenicchia i due a segnare nel big match contro la Tor Tre Teste della prima giornata e nella vittoria per 2-1 dell'Atletico 2000. Capitano e leader dell'Atletico in campo e fuori è Cristiano Novelli, anche lui difensore, può contare su ottime caratteristiche per quanto riguarda il fisico e la velocità, è preziosissimo in fase di impostazione ed è stato chiamato da Iannone in rappresentativa per tutti e 3 i raduni svolti finora. A difesa dei pali, Alessio Lavorgna si sta dimostrando tra i migliori nel suo ruolo in tutta la categoria ed anche lui peraltro è stato chiamato per un allenamento con la rappresentativa regionale. Già lo scorso anno, sempre all'Atletico, è stato chiamato in causa più volte in Under 17 e sicuramente tra gli elementi chiave di questo gruppo c'è anche lui. Sin dalla prima giornata dopo il colpaccio con la Tor Tre Teste si sono capite le grandi qualità di questo gruppo che tuttora infatti continua ad inseguire la vetta del girone distante soltanto 3 punti. La stagione è certamente ancora da scrivere, ma c'è la sensazione che l'Atletico 2000 possa togliersi grandi soddisfazioni da qui ai prossimi mesi.